Buonasera a tutti e benvenuti. Da parte di Fondazione ISMU, io sono Francesca Locatelli, mi occupo della comunicazione per Fondazione ISMU e questa sera porto i saluti a nome del nostro segretario generale Vincenzo Cesareo che non poteva essere qui con noi a causa di un impegno sopraggiunto. Intanto grazie anche a tutti i relatori partecipanti che sono presenti oggi a presentare questa guida, questo strumento, il plurilinguismo nella scuola che scambia, che non è altro che uno di 5 strumenti che fanno parte di questo progetto Azioni e strumenti di governo per la qualificazione del sistema scolastico in sistemi multiculturali. Si tratta di un progetto finanziato dal Fondo Asilo e Migrazione e Integrazione, il Fondo FAMI, che ha non da ultimo come importante caratteristica quella di riunire una rete di soggetti istituzionali che sono ovviamente il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Da questo lavoro che è durato diversi anni ne è scaturita questa guida, ma anche altri 4 strumenti che si spera possano essere appunto d'aiuto per la qualificazione delle scuole, del sistema scolastico, soprattutto per quelle realtà che si caratterizzano per una dimensione multiculturale. Allora, passerei la parola a Matteo Fogale, del gruppo di coordinamento della rete Lavagna Plurilingual, che ci porta appunto questo progetto, la Lavagna Plurilingual, lingue di minoranza in classe. Grazie. Buonasera a tutti e a tutti altri dal Friuli. Buonasera a tutte e a tutti voi dal Friuli. Io mi chiamo Matteo Fogale, insegno matematica e fisica nella scuola superiore di secondo grado, ma mi interesso e mi occupo di lingue minorizzate e di diritti linguistici da circa 25 anni, ovviamente in particolare della mia lingua madre, che è la lingua friulana. In questo intervento presenterò l'esperienza della rete La Lavagna Plurilingual, che significa la lavagna plurilingue. Allora, che cos'è la rete di cui vi parlo? È una rete di istituti scolastici e di istituzioni culturali che operano in Friuli e che si impegnano per la promozione dell'educazione plurilingue e la tutela della lingua friulana nella scuola secondaria di secondo grado in un'ottica però multiculturale ed europea. Allora, come vedete, la rete si occupa appunto di educazione plurilingue, ma con un focus particolare e specifico sulla tutela della lingua friulana. Per comprendere l'esperienza della rete, devo dirvi 2 paroline molto rapide sulla situazione linguistica, il contesto linguistico. Cercherò di essere breve. Il friulano, come sapete, probabilmente è una lingua del gruppo reto-romanzo, riconosciuto come lingua minoritaria nel 99 con la legge 482, che dà attuazione all'articolo 6 della Costituzione. Qui vedete anche le altre 11 lingue riconosciute come lingue minoritarie e dentro questo gruppo c'è anche il ladino dolomitico e il romancio, che è una delle 4 lingue nazionali della Confederazione Svizzera. Rapidissimamente un altro paio di riferimenti normativi. A livello regionale va ricordata la legge 29 del 2007 e a livello europeo la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali. Il friulano è parlato in Friuli, che è una regione storica facente parte della regione amministrativa del Friuli Venezia Giulia. La sua tutela è una tutela ovviamente circoscritta a una certa zona dove sono attive le misure di tutela. In particolare si tratta di 173 comuni nella regione Friuli Venezia Giulia e di 3 comuni nella regione Veneto. Il numero di locutori attivi è stimato attorno a 500.000, grosso modo, che ne fa la seconda lingua minoritaria per numero di locutori in Italia, dopo il sardo, e purtroppo ha un tasso di perdita annuo di locutori attivi che è attorno allo 0,6%, che è un dato abbastanza preoccupante. Per quanto riguarda quello che interessa un po' di più, cioè la lingua friulana e la scuola,
La legge 482 prevede espressamente l'uso anche della lingua di minoranza come strumento di insegnamento, ma lo prevede espressamente soltanto fino alla scuola secondaria di primo grado. L'adesione all'insegnamento della lingua friulana viene comunicata alle scuole dalle famiglie al momento dell'iscrizione. Qui vedete, questi sono dati un po' complessi, comunque queste sono fondamentalmente le percentuali di adesione. Qui avete il totale di adesione nella scuola dell'infanzia primaria, che vedete l'80% nelle 3 province in cui si parla friulano, e scende attorno al 66% nelle ex medie, cioè nella scuola superiore di primo grado. Bene, allora, qui arriviamo al punto. E nella scuola secondaria di secondo grado, ecco, nella scuola secondaria di secondo grado fondamentalmente non c'è nulla, a parte quello che vedete in questa fotografia. Questa fotografia è la fotografia, diciamo, del cartello che si ha all'entrata di tutti gli istituti superiori della provincia di Udine, che è un cartello bilingue, italiano-friulano, ma una volta passato questo cartello, la presenza della lingua friulana fondamentalmente è finita lì. La questione del bilinguismo italiano-friulano nella scuola superiore di secondo grado è, dispiace dirlo, ma è sostanzialmente un tabù in pratica. E nonostante il fatto che lo sviluppo di un sistema educativo che permetta l'acquisizione anche della lingua di minoranza sia chiaramente un obiettivo da perseguire anche in chiave europea. Qui vedete a destra un piccolo estratto dalla terza opinione sull'applicazione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, dove si fa un esplicito riferimento alla situazione della lingua friulana. Naturalmente, come detto anche prima, si parla di plurilinguismo, ovviamente si utilizzano diverse metodologie, una delle più utilizzate è il CLIL. Si tende però a dimenticare che le lingue obiettivo del CLIL, oltre a essere appunto le lingue di grande utilizzo internazionale, possono essere anche le lingue regionali o minoritarie, come vengono chiamate dal punto di vista normativo. Quindi la rete è nata proprio per per cercare di attirare l'attenzione su questa problematica e cercare di stimolare una riflessione e delle pratiche che possano cambiare, anche se in piccola parte, la situazione che vi ho descritto. Qui vedete le finalità della rete, adesso qui sono scritte in una maniera un pochino tecnica, comunque fondamentalmente vedete che le finalità sono due, cioè la promozione in generale di una consapevolezza sull'educazione plurilingue e di una didattica d'approccio plurale, però con un particolare riferimento alla situazione della lingua friulana e all'approccio CLIL in lingua friulana da affiancare ai programmi più tradizionali di CLIL. Molto rapidamente cercherei di illustrarvi la struttura della rete, che è un pochino complessa, cercherò di essere sintetico e spero anche di essere a posto coi tempi. Attualmente della rete fanno parte 8 scuole che vedete qui, si trovano tutte nella provincia di Udine, e la struttura della rete è grosso modo questa. Abbiamo diciamo, le varie scuole, ogni scuola ha uno o più referenti, di solito uno, per la rete. Queste scuole firmano un accordo di rete di cui l'ente capofila è la Società Filologiche Friulane, la Società Filologica Friulana, che si occupa di tutela della lingua friulana e che ha anche insomma, un centro specifico per la scuola. I vari referenti nominano poi un gruppo di coordinamento, che qui è indicato con GCO, che è un gruppo che tende diciamo, a cercare di essere operativo nelle varie attività che vengono proposte. E abbiamo poi, diciamo, c'è tutto il lavoro di interfacciamento con l'ARLEF, che è il nostro ente finanziatore, che è l'Agenzia Regionale per le Lingue Friulane, cioè l'agenzia regionale che si occupa della tutela della lingua friulana. Procedo?
anche perché ho ancora un po' di cosette da dire, e i tempi sono stretti. Allora, le azioni che vengono implementate principalmente dalla rete sono appunto la promozione dell'educazione plurilingue in generale, quindi si cerca di promuovere attività, anche di fare un po' di incontri nei quali si parla, non so, di approcci plurali o cose di questo genere, quindi formazione anche. Però in questo primo settore va sottolineato in particolare la realizzazione della fotografia linguistica. Allora, la fotografia linguistica è un questionario anonimo che serve a, tra virgolette, fotografare la situazione linguistica di una classe. La rete lo propone all'inizio dell'anno scolastico a tutte le classi prime degli 8 istituti e anche a qualche istituto di più. Quest'anno, per esempio, abbiamo avuto circa 1500 questionari, giusto per dare un po' un'idea, per cui, non so, si vanno a indagare gli usi linguistici degli studenti, quali sono le lingue parlate abitualmente in casa, quante lingue sono, quali sono, eccetera, eccetera. Insomma, un'operazione un pochino complessa. Adesso, se avessi più tempo, potrei anche entrare nel dettaglio, ma no, ho paura di non farcela, quindi procedo. Dopodiché cerchiamo di offrire anche dei laboratori didattici in lingua friulana. I laboratori didattici sono fondamentalmente delle conferenze che vengono tenute in lingua friulana, tenute da un esperto esterno alla scuola, e poi aperte a una parte di domande per degli studenti che possono essere ospitate dai docenti durante le loro ore curricolari. Dopodiché c'è tutta la parte di lavoro sul tentativo di produrre materiali didattici, soprattutto per la metodologia CLIL o materiali che hanno a che fare con l'intercomprensione, per dare un'idea, però legati appunto alla lingua friulana. Quindi utilizzare la lingua friulana come lingua curricolare all'interno di questo tipo di metodologia. Vabbè, qui questo è uno degli articoli dell'accordo di rete, giusto per far vedere che appunto entrando nella rete fondamentalmente gli istituti danno la possibilità agli insegnanti che lo vogliono di sperimentare questo tipo di pratiche come attività di ricercazione, in buona sostanza. Procedo. Allora, tutta l'attività della rete è documentata in un sito apposito, di cui qui vedete l'indirizzo. Sono un po' perso coi tempi, vediamo se riesco a molto rapidamente. Tranquillo Matteo, è ancora 1 minuto e mezzo, vai. No, non ce la faccio. Allora, due, dai, due. Ora qui vedete che ci sono, insomma, è tutto documentato, tutte le attività con video, audio, eccetera, eccetera. Qui c'è la sezione di materiali didattici, c'è una sezione apposta sulla fotografia linguistica con tutti i dati, il questionario, presentazioni, cose di questo tipo. Siccome ho pochissimo tempo, procedo. Allora, andiamo rapidamente sulle ricadute sui destinatari, e le ricadute sono le seguenti, secondo me: la valorizzazione della pratica plurilingue in una prospettiva europea, perché parlare di lingue minoritarie non è una tematica provinciale, dal mio punto di vista, ma è una tematica europea. Ovviamente la valorizzazione e la tutela degli studenti che appartengono alla comunità linguistica friulana, secondo me anche una maggiore connessione tra le istituzioni scolastiche e i territori di riferimento, nel nostro caso particolare il territorio friulano, soprattutto influire la valorizzazione della conoscenza reciproca tra le varie comunità linguistiche della regione. Nel nostro caso sono 4 le comunità linguistiche nella regione Friuli-Venezia Giulia. Questo però è anche interessante rispetto a quello che si diceva prima, cioè le lingue di minoranza rappresentano anche uno strumento importante di integrazione per gli studenti che hanno altre lingue d'eredità o materne, in altre parole. E qui vi faccio solo un esempio molto rapido: questo signore qui, che si chiama Daniel Samba, ha fatto uno dei nostri laboratori linguistici in friulano e ha lavorato insomma in una radio dove la lingua di utilizzo è la lingua friulana, giusto per dare un'idea. E effettivamente la lingua minoritaria è uno strumento di integrazione molto molto forte, se si sa come utilizzarla. Considerazioni finali proprio per chiudere. Le ultime considerazioni sono mie e non rappresentano la rete come istituzione. La rete può essere considerata come una soluzione al problema che ho cercato di farvi intuire all'inizio? Secondo me no, assolutamente. È uno strumento per porre una questione,
questo tipo di problematiche possono essere affrontate soltanto con sistemi scolastici che si prendono carico di queste tematiche, e io personalmente ritengo che la soluzione sono sistemi scolastici, per esempio, simili a quelli che si trovano nel Paese Basco, se avete un'idea di che cosa sto parlando, perché non è una rete che può risolvere questo tipo di problematiche, può solo porre il problema. Seconda osservazione personale, la tutela delle lingue minorizzate, l'educazione plurilingue e l'integrazione degli studenti con altre lingue d'eredità è importante che siano considerate tematiche interdipendenti e convergenti. Sono tematiche diverse, ma diciamo c'è un filo che le collega tutte quante, che è appunto una visione plurilingue della società e della scuola, dal mio punto di vista. Per chiudere vi saluto con questo manifesto, che non è qualcosa di prodotto da qualche pericoloso facinoroso, ma è un manifesto come si vede, del Consiglio d'Europa, dove si dice che sostanzialmente parlare una lingua di minoranza non è una cosa strana, è una cosa normale. In pubblico stiamo dicendo, dovrebbe essere una cosa normale nei territori di riferimento. Però per fare tutto questo, perché questa cosa diventi la normalità, è necessario che il sistema scolastico, in particolare in Friuli, cominci ad avere una visione appunto multilingue e non monolingue. Fortunatamente, come sapete molto meglio di me, la visione monolingue della realtà è qualcosa che può essere curato, e quindi speriamo che in futuro le cose migliorino. Detto tutto questo, grazie per la vostra attenzione, grazie per la vostra attenzione. Grazie Matteo, davvero, anche per questa call to action, mi viene da dire, e ci auguriamo, no, che anche questa piccola nostra goccia che abbiamo messo vada in questa direzione, no? Come diceva Barbara D'Annunzio all'inizio, far entrare a sistema, no? Aiutare le scuole a farsi sempre più carico di queste proposte, farle entrare appunto a sistema, no? E far sì che il plurilinguismo, questa dimensione plurilingue diventi la normalità.